Tra rose e vigneti riprendiamo la nostra visita a Enovitis in campo, innovazione in primo piano, tecnologia non solo per le trattrici ma anche per le attrezzature portate per le lavorazioni del vigneto. Davide Casarin, Maschio Gaspardo, voi che cosa avete portato a questo appuntamento che finalmente è il primo in presenza, ci vediamo, possiamo visitare, essere in campo? Sì, finalmente ripartiamo con le attività fieristiche, con le prove in campo, orgogliosi di questa prima ripartenza nell'anno 2021. Come possiamo vedere già dal pubblico c'è voglia di rinascere, di continuare con queste attività. Noi crediamo pienamente nelle attività in campo, il punto di contatto con i nostri clienti, proprio per valorizzare anche quali sono le nostre novità che portiamo in campo. In particolare protagonista di questa edizione è l'atomizzatore trainato Turbo Teuton FXF Isotronic, quindi con un sistema di comunicazione Isobus. Tutti quanti i parametri, la gestione avviene col monitor Isobus in cabina. In particolare questo atomizzatore permette, grazie al sistema di diffusione FXF, di trattare due interfile di vigneto in un unico passaggio. Quindi un'elettronica che permette di gestire attraverso il terminale Isobus tutte le funzioni, quindi la portata piuttosto che un'agricoltura di precisione 4.0. Infatti ricordiamo che questa attrezzatura è riconosciuta al credito d'imposta 50%, quindi tecnologia ma soprattutto anche innovazione nelle altre macchine. Portiamo anche la seminatrice combinata compagna, anche qui in un unico passaggio riusciamo a lavorare il terreno ma successivamente anche seminare qualsiasi tipologia di seme, ma in particolare possiamo distribuire da solo 2 kg a ettaro fino a 500 kg a ettaro, quindi una polivalenza e una versatilità davvero impressionante. Ad ospitarci le colline del Monferrato, la provincia di Asti, e Merlo sicuramente gioca in casa, comunque per continuità sicuramente sono una delle aziende del territorio piemontese, un'azienda conosciuta, famosa per i bracci elevatori. Qua parliamo di vigneti, la vostra gamma però è vasta e quindi avete produzioni, avete macchine, attrezzature anche per questo tipo di lavorazione? Sì, diciamo che noi siamo un'azienda che già nel campo degli isolatori telescopici ci proviamo con una gamma molto ampia. Per il settore vitivinicolo in realtà abbiamo altre macchine a partire dai piccoli cingolati Cingo, che sono macchine di elezione per il vitivinicolo. Abbiamo macchine sia a carro fisso che a carro allargabile che permettono di adattarsi sia a vigneti come questi abbastanza pianeggianti che a vigneti molto in pendenza. È una macchina professionale che permette di lavorare con multi attrezzature, possiamo avere sia cassoni che atomizzatori, che trince intercambiabili che permettono quindi con una macchina di avere più soluzioni. In più i telescopici si stanno sviluppando sempre più per questo settore. Qui alle mie spalle abbiamo quello che fino ad oggi è il compatto di Casa Merlo. A breve, dopo l'estate, inizieremo la produzione di un super compatto elettrico che andrà ancora più a rivolgersi all'azienda agricola e vitivinicola non solo in campo ma anche nei magazzini, essendo elettrica permetterà di lavorare come un muletto ma con le capacità di un telescopico, quindi un braccio che va più in profondità, più portate, più attrezzature anche con una navicella, quindi essere sempre più il partner ideale per l'azienda vitivinicola. Quindi macchine compatte, sempre meno inquinanti, l'attenzione sull'elettrico le ha detto subito dopo l'estate, quindi ad EIMA la vedremo ufficialmente, sarà presentata ufficialmente. Queste comunque sono le sfide per i costruttori, anche perché come giustamente ricordava i vigneti, qui oggi siamo in una parte pianeggiante, però i vigneti possono essere in territori estremi. Assolutamente sì, e in questi settori davvero è dove noi riusciamo a fare la differenza. Abbiamo macchine idrostatiche con doppio motore su ogni cingolo per quanto riguarda i cingolati, quindi affrontano pendenze molto impegnative. Ancora di più per i telescopici, dove siamo riconosciuti come l'azienda con il livello di sicurezza più alto del nostro settore e permette sempre di lavorare in piena sicurezza, anche con pendenze con i telescopici abbiamo fino al 60% senza problemi, per cui condizioni veramente estreme. Il mercato come sta andando? Il mercato
Italiano molto bene, ma internazionale molto bene. Fortunatamente noi oggi stiamo già programmando sulla seconda parte del 2022, quindi siamo già molto soddisfatti. Già il 2020 sarà chiuso dopo tutto quello che è successo in modo molto positivo. Il 2021 per noi è un anno eccezionale, andremo a rompere tutti i record, stiamo aumentando la produzione non solo per tutto lo sforzo fatto con il 4.0, ma anche perché il mercato ha voglia di crescere, quindi in tutto il mondo oggi stiamo crescendo in modo molto importante. Beh, bello avere notizie positive insomma su questo fronte. Grazie a Mattia Bodino, e se questi sono i giorni di Enovitis, il 19 luglio il mondo Federunacoma si riunisce per l'assemblea annuale in questo 2021 molto importante sia per il rinnovo delle cariche, ma anche perché dopo il think tank dedicato alla preparazione di EMA è stato redatto un documento dedicato al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sarà portato all'attenzione del governo. E proprio di questo parliamo con il presidente di Federunacoma, Alessandro Malavolti. Quanti dei 500 milioni stanziati dal PNRR per innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo verranno effettivamente impiegati per il rinnovo del parco macchine? Quali saranno i criteri per l'assegnazione dei fondi? Come verranno distribuiti nel tempo i finanziamenti e come verrà valutato il loro impatto sull'economia agricola? Su queste questioni prioritarie si basa il documento stilato dalla Federazione dei Costruttori Federunacoma per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da consegnare al Governo e al Ministero dell'Agricoltura. Ne parliamo direttamente con Alessandro Malavolti, presidente di Federunacoma, in collegamento con noi. Intanto grazie mille per essere qui collegato con i frutti della terra. Buongiorno Presidente. Buona giornata a tutti. Allora, le tecnologie meccaniche ed elettroniche come elemento chiave per questa transizione importante dell'agricoltura in coerenza con le politiche europee del Green Deal, è questo che sottolineate nel documento? Sì, assolutamente, nel senso che il nostro settore, con tutto quello che è lo sviluppo tecnologico e di movimento green che si è sviluppato negli ultimi anni con la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, prodotti chimici, ma anche con l'agricoltura biologica, con il rinnovamento e il sostituire comunque tutte le forme fossili di utilizzo di idrocarburi con magari fonti alternative, e tutto il discorso dell'economia circolare sposa al 100% quelle che sono le tecnologie che noi possiamo offrire o meno. Mi ha fatto molto piacere che il governo abbia messo questo fondo a disposizione di noi e delle macchine per olearie essenzialmente. Speriamo che mettano mano velocemente ai tavoli di confronto con la nostra associazione, ma tante altre associazioni che hanno a che fare con l'agricoltura, per cominciare a entrare nel dettaglio. Questi tavoli di lavoro ancora non si sono realizzati, ma penso che il governo ci stia lavorando per istituirli. Mi auguro che il governo ragioni su alcuni punti che abbiamo messo in questo piccolo libretto, che adesso uscirà anche come pubblicazione, perché abbiamo una situazione in Italia di un parco circolante estremamente anziano, che va contro tutto quello che è lo spirito del Green Deal europeo e del PNRR italiano. Come mai questa scelta, insomma, di prendere la filiera olearia come riferimento? Ma sia la filiera olearia che la filiera della meccanizzazione agricola sono due filiere che necessitano di grossi investimenti. Noi riteniamo che ci sia una grandissima necessità di rinnovare il parco circolante nella produzione in campo. Gli amici della produzione olearia sicuramente hanno altrettanti problemi invece nella produzione di olio d'oliva, che per noi comunque è una grossa attività, che comunque ricordiamo che ci ha visto superare come paese da Spagna, da alcuni paesi del Maghreb, ma anche il Portogallo ha fatto grossi passi da giganti. Dal mio punto di vista, secondo me, nella filiera olearia non bisogna solo lavorare sulla parte della trasformazione, come è stato indicato, ma bisogna anche lavorare tantissimo sulla parte del campo, e qui ritorniamo sulla meccanizzazione agricola. In occasione della prossima Assemblea Generale di Federunacoma, fissata per il 19 luglio a Bologna, darete vita anche ad un forum sull'attuazione del PNRR e sulle ricadute della nuova PAC nel settore della meccanica agricola, insieme a economisti, enti pubblici e mondo politico, Confindustria, associazioni di filiera, oltre che naturalmente imprenditori. Tema base, le filiere integrate, o meglio le filiere allargate. Cosa significa?
Significa che la filiera agroalimentare è una grande filiera. Noi purtroppo molto spesso veniamo identificati dalla politica come a parte della filiera automotive, che è improprio, nel senso che è vero che abbiamo un motore, è vero che ogni tanto circoliamo per strada, ma noi siamo parte di una filiera agroalimentare che va dalla produzione in campo alla catena del freddo, alla trasformazione e al packaging. E qui vorremmo essere ricompresi, anche perché il vero valore aggiunto che si può avere sulla produzione e su quello che riguarda l'economia circolare europea ce l'abbiamo se ci uniamo ai nostri vicini. Io sto parlando di Confindustria, di Anima e di tutta la filiera del packaging. E lì la tracciabilità del prodotto comincia a diventare importante, per cui dal QR code di una confezione al supermercato si può risalire tranquillamente a tutte le fasi della semina, della crescita, della concimazione, dei trattamenti che può avere il prodotto, per cui il consumatore è tranquillo di quello che è successo a quella cosa che sta mangiando. Per cui vorremmo che una parte delle risorse del PNRR, soprattutto per la parte di digitalizzazione, che per noi è estremamente importante, andasse più verso la filiera agroalimentare che verso la filiera automotive, che comunque è una filiera importante, ma sinceramente cominciare a ragionare di quanti chilometri facciamo per strada per noi è fuorviante. Noi trasportiamo il prodotto per strada, poco di più. Benissimo, allora ringraziamo il presidente di Federonacom Alessandro Malavolti e ci vedremo il 19 luglio per la vostra assemblea a Bologna. Grazie mille, a presto. Arrivederci. Grazie al presidente Malavolti, e da qui da Enovitis in Campo è tutto. Ci salutiamo con vicino quelli che sono un po' i simboli di questa bellissima azienda, l'azienda Pino Maccario, le matite colorate all'inizio dei filari e queste rose che non sono qua per bellezza ma sono testimone, perché si sa che nel caso si ammali la rosa poi la malattia potrebbe anche arrivare in vigne, quindi sono un segnale d'allarme importante. Bene, e da qui da Monbaruzzo, provincia di Asti, si chiude la nostra puntata. Grazie per averci seguito, in sovraimpressione come sempre tutti i nostri riferimenti. Grazie ancora e ci vediamo la settimana prossima. In collaborazione con